Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio di questa messa ringraziamo il Signore Onnipotente per tutte le grazie ricevute per l'intercessione della Beata Madre e chiediamo di più per il nostro cammino terreno. Fratelli e sorelle, per osservare dignamente i santi misteri conosciamo il nostro. Preghiamo per il vivente Golbato Giovanna. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, ho molto peccato, pensieri, parole e omissioni. Per mia gravissima colpa, e supplica la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, perdoni i nostri peccati, interna, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai fatto di tutti i rinati in Cristo, dai sacitoso regalo, donaci desiderio e la forza di compiere ciò che comandi, perché chiamato alla vita interna, sia concorde nella fede e nell'opera del nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li ricondurrò nella loro, farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro, due popoli ne saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato. Li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. Terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli, e i figli dei loro figli per sempre. Il mio servo Davide sarà loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace, e sarà un'alleanza eterna con loro. Stabilizerò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele. Il santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Parola di Dio. Vediamo, grazie. Ripetiamo insieme. Il Signore custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
perché il Signore ha riscattato Giacobbe e lo ha liberato dalle mani di uno più. Verranno e canteranno inni sull'altura di Dio, andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando, insieme ai giovani vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò illusioni. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Lode e onore a te, Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. I sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Questo uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i Romani e distruggeranno il nostro Tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era il sommo sacerdote, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia e rovina la nazione intera. Questo però non dice lo stesso, ma essendo il sommo sacerdote quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da questo discerò di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era la Pasqua dei Giudei e molti della regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. E stando nel Tempio, che ne pare non verrà alla festa. Benedetto sei tu, Signore Dio di universo, tutto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo.
Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e la portiamo a te, perché diventi per noi bevende di salvezza. Pregate fratelli e sorelle perché il vicio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, i doni che ti presentiamo in questo digiuno quaresimale, perché la loro forza di purificazione ci renda degni della tua grazia e ci conduca all'eternità da te promessa. Per Cristo nostro. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta è il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre, fede ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria e la potenza ineffabile della croce. Il mondo e lì potere regale di Cristo crocifisso. E noi, Signore, uniti agli angeli e tutti i santi, eleviamo a te e esultanti cantiamo. Santo è Dio dell'universo. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica il tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì consegnadosi volontariamente alla passione. Prende il pane, lo spezzò le due ai suoi discepoli e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sangue per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
il memoriale della resurrezione, che fare il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo che ci di denti a compiere la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa di frutto su per la terra. Rendila perfetta nell'amore. Il Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i dei. I nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua memoria di tutti i defunti, mente nella luce del tuo volto. Di noi tutti abbiamo donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, San Giuseppe il suo sposo, gli apostoli, San Benedetto, e così furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito, gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore di tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi di peccato e sicuri di ogni tormento, nell'attesa che la pietà e speranza e venga il nostro Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace, sarà tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con voi. Ecco l'amore di Dio del mondo, beati gli invitati alla cena di Amen.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue di tuo Figlio, per questo sacramento di salvezza, fa che entriamo in comunione con la tua vita. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, e per la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Santo, discendi su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace. Ave Maria,